Ancora una volta questa mattina il bar ha blindato come dei ladruncoli. Il rettore e gli altri commissari si sono blindati, chiusi, per decidere di noi, del nostro presente e del nostro futuro. Hanno blindato questo posto che dovrebbe essere il cuore della democrazia in questa città. L'hanno fatto per settimane, non ci hanno fatto intervenire, non hanno lasciato che noi parlassimo con loro. Dopo mesi di mobilitazione in cui non qualche gruppetto, ma centinaia di migliaia di persone hanno di fatto delegittimato questa infame riforma, loro sono andati avanti. All'inizio hanno detto sì, la riforma non è buona, siamo con voi, e poi ci hanno traditi ancora una volta e sono andati avanti a difendere il loro feudo, i loro interessi baronali, i loro giochi di potere, i loro soldi, tutto alle nostre spalle. Oggi siamo noi a tenerli in ostaggio, oggi siamo noi ad assediarli, lo facciamo noi come l'hanno fatto tanti operai precari senza contratto, e siccome non c'erano i sindacati ad aiutarli, loro sono saliti sui tetti. Oggi saliamo anche noi sui tetti e abbiamo una richiesta semplice e chiara. Chiediamo che dopo anni che questo rettore e il precedente si sono sempre rifiutati a parlare con noi, chiediamo che scenda giù alla luce del sole, con la stampa, con la presenza di tutti, e che ascolti le nostre richieste. Non vogliamo prorettori, non vogliamo vicari e segretari, vogliamo il rettore in persona. Se il rettore non scenderà, noi rimarremo a oltranza sul tetto di questo edificio. Questo è quello che chiediamo, che il rettore venga e parli con noi. È una cosa legittima, succede in tutto il mondo che il rettore parla con i suoi studenti, con i suoi ricercatori. Questa è la richiesta, il rettore deve scendere e parlare con noi, se no staremo su questo tetto e non ce ne andremo, così come hanno fatto centinaia di lavoratori in tutta Italia.